bus domani in piazza Ferretto a Mestre, il corteo in memoria delle 21 vittime. Oggi dall'obitorio di Mestre sono partite per la cremazione le altre 5 vittime ucraine, 3 adulti e 2 bambine. Un elicottero ultraleggero è precipitato nelle acque del laghetto di una cava a Bondeno nel Ferrarese. Il velivolo era diretto a Padova, ci sarebbero 2 persone disperse. La strage di Santo Stefano di Cadore, procura e RIS hanno ricostruito in mattinata la scena dell'incidente in cui persero la vita a luglio papà Figlioletto e nonna di Favaro Veneto e di cui è accusata la 33enne Angelica Utter. Un motoscafo ACTV diretto a Piazzale Roma si è schiantato contro il Ponte delle Guglie lungo il Rio di Canareggio, Venezia, paura ma nessun ferito, non risultano danni strutturali. L'attacco a Israele ha innalzati i controlli sul ghetto di Venezia, anche un elicottero per sorvegliare l'area in cui le presenze turistiche sono calate. Paura ieri sera in Corso del Popolo a Padova, in 3 aggrediscono e rapinano una donna, le grida della 51enne attirano l'attenzione dei passanti, la banda arrestata dalla polizia. I 60 anni dell'anniversario del Vajont, ieri il racconto della giornata di commemorazione delle 1910 vittime in serata alla Lucciolata, una lunga scia di luci e vita culminata in quello che fu un luogo di morte. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati in diretta con tutte le informazioni e le notizie di Antena 3 Nord-Est. Partiamo dalla strage del bus domani in piazza Ferretto a Mestre, il corteo in memoria delle 21 vittime. Oggi dall'obitorio di Mestre sono partite per la cremazione le altre 5 vittime ucraine. Vediamo le immagini. Ore 8 del mattino, obitorio di Mestre, nel corteo verso Spinea delle 5 auto grigie, le salme delle altrettante vittime ucraine dell'incidente del bus, una per ogni auto. I corpi verranno cremati mercoledì 11 su indicazione delle famiglie e poi le ceneri saranno riconsegnate per il rientro in patria. Si tratta di 3 adulti, Vasil Lomakin con i coniugi Sergei e Tatiana Beshkorvaini e delle 2 bambine Anastasia Morozova e Daria Lomakina, che erano rifugiati dall'anno scorso in Croazia a Plitvice. Per le altre 4 vittime ucraine ci sono le 3 amiche trentenni Irina Pashenko, Yulia Niemova e Lubov Shiskarovia, insieme a Dimitro Sierov. La riconsegna programmata sempre per mercoledì 11. Dal fronte feriti una buona notizia arriva da Mestre, dove in continuo miglioramento è la situazione del paziente ucraino di 39 anni, che presto lascerà la struttura ospedaliera, e da Dolo, dove ha lasciato la terapia intensiva la giovane paziente francese di 21 anni. La situazione è in via di miglioramento. Abbiamo avuto la grande soddisfazione di poter dimettere nei giorni scorsi uno dei feriti e nelle prossime ore ci sarà la dimissione di un altro. Scende anche da 3 a 2 il numero di feriti in condizioni giudicate critiche, poiché una giovane tedesca di 27 anni, in cura sempre all'ospedale di Mestre, è oggi in una situazione definita stabile. Questo ci lascia ben sperare anche per tutti gli altri che oggi stanno ancora soffrendo o nei reparti o ancora peggio nelle terapie intensive. E domani dalle 18 a Mestre il ritrovo organizzato via social in piazza Ferretto di cittadini giunti da ogni parte del Veneto e anche da fuori regione per il corteo in memoria delle 21 vittime, che si dirigerà a piedi fino al luogo della strage, ai piedi del sottopasso di Ramparizzardi a Marghera, e da qui verso la stazione dei treni per i 2 minuti di silenzio con blocco momentaneo del traffico viario per chiedere verità e responsabilità su quanto accaduto. E poi c'è un nuovo esposto presentato dall'Associazione dei familiari vittime della strada. Chiede che venga fatta chiarezza sulle condizioni del guardrail e se la struttura fosse o meno a norma. Vogliamo che ci sia un approfondimento nell'accertamento delle responsabilità. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Venezia sulla strage del cavalcavia di Mestre. La presidente nazionale Giuseppa Cassaniti Mastroieni ha depositato l'esposto attraverso l'avvocato padovano Davis Ceccato. La richiesta è che un perito dell'associazione prenda parte a tutti gli accertamenti tecnici che verranno disposti per far chiarezza sulle cause della strage costata la vita a 21 persone
persone. La motivazione per cui noi abbiamo fatto questo ricorso è che la finalità dell'associazione è fermare la strage stradale e tuttavia registriamo la continuità della strage e questa cosa non ci convince e allora noi riteniamo che si debbano le esigenze delle vittime è fermare la strage e quindi di questo vogliamo, di questa continuità della strage, noi vogliamo coinvolgere la giustizia. Abbiamo fatto un esposto perché è bene che si facciano gli accertamenti adeguati in maniera tale che si pervenga alla definizione delle cause della strage e quindi definire che cosa le istituzioni debbono fare e anche le persone perché queste cause vengano neutralizzate, non ci siano più, perché non è giusto, è incivile uccidere le persone sulle strade delle nostre città. Quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre deve essere un monito forte alle istituzioni per porre fine alle morti sulla strada. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada chiede che venga fatta chiarezza soprattutto sulle condizioni del guardrail, sulla presenza o meno di un varco e se fosse a norma e poi sulle condizioni del mezzo. La strada, il veicolo e la persona, tutte e tre. Non possiamo focalizzarci soltanto sulla persona, ma dobbiamo dire la situazione è questa, dobbiamo partire da una base di verità, bisogna fare verità sulle cose e non sempre l'abbiamo riscontrato queste nelle istituzioni e quindi siccome la finalità della nostra associazione è fermare la strage stradale, noi non avremo pace fino a quando questo obiettivo non si realizza. L'obiettivo nostro è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Un elicottero ultraleggero è precipitato nel bacino della Cava 6 nelle acque del lago di Sette Polesini a Bondeno. Siamo nel Ferrarese. Secondo i piani di volo il velivolo era diretto a Padova. Ci sarebbero 2 persone disperse. Alcuni operai della Cava che hanno lanciato l'allarme hanno detto di aver visto inabissarsi nelle acque l'elicottero e verso le 11 del mattino di aver visto giubbotti e scarpe galleggiare. Sul posto sta intervenendo la squadra sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ferrara e un elicottero di Bologna. Siamo alla strage di Santo Stefano. Questa mattina in via Udine procura e RIS hanno ricostruito la scena dell'incidente in cui persero la vita Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la nonna Maria Grazia Zuin. Era il pomeriggio del 6 luglio scorso, da allora in carcere con l'accusa di omicidio stradale plurimo è Angelica Utter, 33 anni. L'auto lanciata ad una velocità stimata circa 40 km oltre il limite consentito di 50. In via Udine a Santo Stefano di Cadore attorno alle 11.30 va in scena la simulazione dell'incidente richiesta dalla Procura con il supporto dei RIS, nel quale il 6 luglio scorso persero la vita Marco Antoniello con il figlio di appena 2 anni Mattia e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Un esperimento giudiziale, precisa il capo della Procura di Belluno. Abbiamo cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente nella prospettiva della indagata, e cioè quello che ha visto lei dall'interno dell'autovettura, perché abbiamo registrato tutto sia dall'interno che dall'esterno. Un esperimento che deve dare una risposta relativa alla circostanza causa dell'incidente in mancanza di riscontri oggettivi alla luce del fatto che l'automobilista, la 33enne tedesca Angelica Utter, continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Noi stiamo cercando di fare tutte le attività che consentano di ricostruire con la massima certezza possibile quello che è avvenuto. E poi è chiaro che un contributo che dovesse venire dall'indagata sarebbe auspicabile, che ci dicesse quello che le è successo, che cosa è avvenuto prima dell'investimento, se c'era una qualche ragione particolare. Ecco, questo però lei, come voi sapete, l'indagato ha la facoltà di non rispondere e di questa si è avvalsa fino adesso la Utter. Utter che resta nel carcere veneziano della Giudecca. Se non procediamo di fase, afferma il procuratore Luca, sarà necessario scarcerarla per scadenza dei termini. A Santo Stefano stamattina hanno assistito all'esperimento giudiziale anche l'avvocato Giuseppe Triolo, difensore dell'indagata, e il consulente di parte Mario Piacenti dello studio 3A, che fornisce assistenza legale ai familiari delle vittime. Da parte di entrambi un rilievo alla procura che ha secretato il fascicolo di indagine. Non siamo a conoscenza evidentemente di quello che sta facendo la procura e stiamo anche oggi, insomma, ovviamente partecipiamo per essere presenti, però non sappiamo le motivazioni che hanno indotto la procura a effettuare un esperimento giudiziale. Al momento siamo ancora in attesa che poi il pubblico ministero consenta l'accesso agli atti, dopodiché noi potremo svolgere tutte le attività di indagini difensive a favore della famiglia dei... Quindi lei conferma che in questo momento la procura ha secretato gli atti?
In questo momento sì. E poi c'è la storia di Angelica Hutter, chiusa in un silenzio impenetrabile da 4 mesi. È indubbio in un periodo molto brutto e scuro della sua vita e chiaramente fa difficoltà anche solo a ricordare evidentemente tutta questa situazione e ricostruzione del sinistro. A Venezia ora attimi di paura dopo che un vaporetto ha urtato l'arcata del ponte delle Guglie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Un motoscafo CTV proveniente da Tre Archi e diretto a Piazzale Roma si è schiantato contro il ponte delle Guglie lungo il Rio di Canareggio stamani poco dopo le 11. Lo scontro non ha provocato feriti, ma sul posto è stato comunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune e gli agenti della Polizia Locale. A seguito delle verifiche non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto, che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del mezzo acqueo con i mattoni della volta. Al vaglio del comune le immagini registrate dalle telecamere per capire se l'incidente possa essere stato provocato da un errore di manovra o se ci possano essere altre cause all'origine. Il ponte comunque è rimasto regolarmente aperto. Conflitto in Israele, stanno rientrando a casa con un volo militare i 2 sandonatesi bloccati a Tel Aviv sotto le bombe di Hamas da giorni, mentre a Venezia il ghetto ebraico, tra i più antichi d'Italia, continua ad essere sorvegliato speciale. Con Israele sotto attacco, il ghetto di Venezia sorvegliato speciale, rafforzati i controlli, aumentata la vigilanza, con i varchi delle forze dell'ordine in entrata e in uscita, come disposto dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari. E tra gli italiani bloccati a Tel Aviv stanno facendo ritorno a casa i 2 amici veneziani dipendenti di Veritas da 4 giorni sotto le bombe di Hamas. Alberto Montagnier, 45 anni, di Sandona di Piave, e Gianluca Pasquale, 57 anni, di Jesolo. Li abbiamo raggiunti poco fa al telefono, proprio pochi istanti prima dell'imbarco, stanchi e stremati ma felici di tornare a casa. Il rientro è previsto in serata e proprio in queste ore a Pratica di Mare, grazie a un volo militare con un Boeing messo a disposizione dalla Farnesina, grazie all'Aeronautica Militare Italiana. Corso del Popolo, siamo a Padova, in centro. Una donna è stata aggredita da 3 persone e rapinata. Vediamo. Pedinata, accerchiata e rapinata, momenti di paura vissuti nella notte da una 51enne filippina che è stata strattonata, buttata a terra e derubata da 3 sconosciuti che fortunatamente poco dopo l'aggressione sono stati arrestati da una volante della polizia. È accaduto alle 2:30 di notte in Corso del Popolo a Padova. La donna dal centro città stava andando verso la stazione per tornare a casa dopo il turno di lavoro. Durante il tragitto a piedi ha notato 3 uomini che la seguivano da punti diversi, fino a quando vicino ad un cantiere l'hanno accerchiata, aggredita alle spalle, buttata a terra e derubata della borsa e del cellulare. Le urla disperate della 51enne sono state udite dai passanti che hanno allertato il 113. I rapinatori in fuga verso via Trieste sono stati individuati poco dopo dai poliziotti grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Dopo un breve inseguimento i 3 sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di un 42enne italiano su cui pendeva il divieto di ritorno a Padova e 2 trentenni marocchini senza fissa dimora e con precedenti. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva. Vi raccontiamo una brutta vicenda che coinvolge un primario di un ospedale padovano accusato di molestie da parte di una dottoressa del suo reparto ed ora rischia il processo. Rischia il processo con l'accusa gravissima di violenza sessuale aggravata ai danni di un medico sottoposto. Un primario all'epoca dei fatti in servizio in un ospedale padovano è stato denunciato da una dottoressa del suo reparto di una presunta molestia sessuale avvenuta durante un convegno a Negrar. Il GUP della Procura di Verona deciderà la prossima settimana se rinviare a giudizio il primario. I fatti, secondo la denuncia e la segnalazione fatta alla direzione della struttura sanitaria in cui 2 medici operano, risalgono all'inizio del 2022, quando il primario e la dottoressa del suo reparto sono impegnati in un convegno fuori provincia. In quell'occasione l'uomo avrebbe tentato un approccio sessuale esplicito nelle parole e nei gesti. Nonostante il rifiuto della donna, insiste. Proprio quell'insistenza ha spinto la dottoressa a segnalare l'episodio. Il procedimento disciplinare verso il primario è stato sospeso in attesa della decisione del giudice. Nel frattempo i 2 continuano a lavorare insieme nonostante la dottoressa abbia chiesto più volte un suo allontanamento dal reparto.
Parliamo ora di FAS. I consulenti tecnici di parte civile certificano la persistenza nell'ambiente degli inquinanti per centinaia d'anni. I legali delle società idriche chiedono la modifica del capo di imputazione. Mi sembra abbastanza evidente che l'evento di cui parliamo in questo processo, quindi l'avvelenamento e il disastro, così come anche l'inquinamento, che sono i tre capi di imputazione di cui fondamentalmente si discute, abbia le caratteristiche della permanenza. Per questo motivo, nell'ultima udienza del processo sull'inquinamento dei FAS, gli avvocati di parte civile delle società Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Venete e Acque Veronesi intendono scongiurare la prescrizione dei reati oggetto delle imputazioni a carico dei 15 manager di Miteni, ICG e Mitsubishi Corporation. I legali hanno chiesto formalmente alla Procura della Repubblica di modificare il capo di imputazione, che è circoscritto a tempi storici ben precisi di oltre 10 anni fa. I periti tecnici di parte civile, il geologo Pierluigi Bullo e il professore ordinario di chimica all'Università di Padova Antonio Marcomini hanno dichiarato ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza che le sostanze perfluoroalchiliche non sono degradabili e a causa della loro persistenza possono rimanere nell'ambiente per centinaia d'anni. Inevitabile dunque la richiesta di modifica del capo di imputazione. In modo che si possa contestare la continuazione dell'evento e evitare anche i rischi di prescrizione del reato. Tra l'altro questa richiesta è funzionale a assicurare la più ampia tutela della cittadinanza, che nel caso di malaugurata conclusione di un processo di questo genere, che è destinato a durare ancora moltissimo tempo, con una eventuale dichiarazione di prescrizione, si vedrebbero esposti al rischio del pagamento in bolletta dei costi delle riparazioni ambientali. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati TG Veneto, ripartiamo dall'anniversario del Vajont. Ieri il racconto della giornata intensa di commemorazione delle 1910 vittime della tragedia, una giornata culminata con lo speciale di Ring, andato in onda su Antenna 3, Ferdinando Avarino, Ferdinando Garavello, Tiziana Bolognani e le immagini girate da Stefano Bozzi, che vi riproponiamo, della Lucciolata, un lungo serpente di luci e di vita culminata in quello che fu un luogo di morte. Vediamo. La lucciolata che passa, io parlo sempre piano perché sono momenti, soprattutto questo, particolarmente emotivamente molto importanti. Lumini che passano lungo una strada in cui una volta c'era la vita. Nessuno si è salvato in questa contrada di Erto, spazzata via dalla furia dell'acqua e del fango. Ieri sera questo lungo fiume di luce e di vita ha attraversato le vie del disastro nel giorno del 60° anniversario del Vajont. Una lunga serata, speciale Ring, ha dato voce ai ricordi, alle immagini vivide, ai tumulti dell'anima di chi è rimasto, di chi chiede di continuare a parlarne, di chi chiede ancora aiuto. È come un senso del pudore che abbiamo e non siamo stati capaci di esternarlo per tanto tempo, o come ti diceva la Tina Merlin, come unica possibilità di sopravvivenza. Comunità unite fianco a fianco, passo dopo passo, per arrivare alle 22:39 alla chiesetta del Colomber e restare in silenzio lì per un minuto. Sono le 22:39 in questo momento. Il silenzio che pesa come un pugno sullo stomaco di chi ha lasciato in quei luoghi i propri cari. Una ad una le candele accese sono posate sulla sabbia. 22:41, in pochissimi minuti, quella frana tra i 70 e i 100 km all'ora piombata nel bacino della diga. L'emozione è palpabile, è un momento che va vissuto, ci fa enormemente piacere averlo raccontato, speriamo di aver trasmesso quello che abbiamo provato noi qui. Mi sono commossa anch'io e non si può restare indifferenti davanti non solo a queste immagini, ma davanti alla storia del Vajont, e non si riesce ad essere neutrali quando si racconta il Vajont. Io non staccherei mai da questa immagine, ve lo dico veramente con il cuore, perché è molto emozionante vedere come in tanti ancora alla fine di questa giornata, dopo 60 anni, abbiano la voglia e la forza di esserci, di camminare insieme per andare a portare una luce nella storia.
tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo. Condizioni stabili e caldo anomalo. L'anticiclone nordafricano mantiene il dominio sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 ottobre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulla pianura fino all'alba varie nebbie in dissolvimento di mattina. Temperature senza variazioni di rilievo, minime sui 12-17 gradi, massime comprese tra 24 e 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Di primo mattino anche in questo caso saranno possibili delle velature, poi cielo in prevalenza sereno un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25-28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, come ci mostra la nostra grafica, con cielo limpido e sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.